Un territorio sano, ricco di imprese che però stanno facendo i conti con la crisi portata dalla pandemia. Un territorio che in passato faceva gola alle infiltrazioni mafiose e oggi forse ancora di più a causa di questa fragilità. Per questo Union Camere Veneto e i carabinieri della Regione Veneto hanno firmato un protocollo d'intesa per un migliore contrasto alla criminalità organizzata. Mettere in condizione le imprese di lavorare con una certezza che c'è lo Stato che vigila. Il sistema camerale tramite infocamere può dare tutti quei dati che servono appunto alle forze dell'ordine per tenere controllato il territorio e soprattutto per verificare il modo di operare di queste imprese. Il protocollo prevede la possibilità da parte dell'Arma dei Carabinieri di accedere a tutte le banche dati gestite dall'associazione allo scopo di creare un sistema di rete per prevenire infiltrazioni da parte della criminalità anche organizzata nel tessuto economico ed imprenditoriale. Tra qualche anno ci saranno le Olimpiadi di Cortina e per Padova presto la realizzazione del nuovo polo ospedaliero, eventi che potrebbero fare gola al malaffare. Per questo facilitare lo scambio dei dati favorirà la lotta alla criminalità. Consente di sviluppare un'attività conoscitiva, un'attività soprattutto preventiva per evitare e per cercare di appunto infrenare questo fenomeno delle infiltrazioni all'interno del tessuto produttivo sano di questa bellissima regione.